Proviamo il ghiaccio. È ghiaccioso. Ora facciamo questo sentiero, quello di Vallorcia. L'obiettivo sarebbe Campon, ma se ci sono problemi usciamo prima. Oh Gesù! Il piende alberi caduti qua. Dovrà fare lo slalom. Non so cosa sia successo, ma se la prospettiva è questa, mi sa che non andiamo da nessuna parte qua. Non sia malissimo sto sentiero. Non è come quest'estate che ti andava via bello spedito. E piende rami, di neve aperta, i rami perché la neve non abbattesse, non facesse colossare gli abeti, ma proprio sul sentiero. Mi entra in bocca per tutto. Che mi fa sta roba? Mi frega sempre sto qua. Vai. C'è qualcosa che non va nel cambio. Si è storta la corona. È la catena che si attorciglia quando non scende bene e scavalca la corona, va sul carro e fa un casino. Adesso c'è un paio di denti che sono storti. Sembra essere tornato, e in più delle sbavature bruttissime che non fanno scendere bene la corona, cioè ho fatto il disastro perché non mi sale più la catena. Adesso va, sembrerebbe di sì. Dai, proseguiamo, guarda che condizioni, anche il manopole ormai è tutta una merda. Mi sono completamente smerdato, non dovevo fare sto sentiero. Entra fango in bocca. Oh. Yeah. Esco i pitch vecchi e provo a fare altro sentiero, quello che porta la crosetta, perché sennò qua non ne vengo più fuori. Sono pieno di fango, sono completamente sporco. Via, usciamo da sto sentiero.
pozzanghera sta qua, manco la Valle Rode. A casa mi toccherà riparare un po' quelle robe. E qua da qualche parte dovrò pure uscire. Ma una mucca, ci sono le mucche qua. Adesso avanti per l'ultimo pezzo, speriamo, e poi vediamo di tornare a casa.